Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Una dottoressa è stata aggredita nel piazzale esterno della sede della Guardia Medica di Udine. Un interprete che aveva accompagnato un cittadino pakistano per una medicazione le ha messo le mani al collo. Ancora un episodio di aggressione nei confronti di personale sanitario. Sabato sera un medico di 28 anni, specializzando in chirurgia, che svolgeva servizio di guardia medica nel presidio di via Gervasuta a Udine, è finito per essere preso per il collo da colui che in qualità di traduttore aveva accompagnato un conoscente di nazionalità pakistana che necessitava di una medicazione ad una gamba. Protagonista della disavventura è la dottoressa Adelaide Andriani, che lavora come guardia medica a Udine dal 2021. Con lei sabato scorso c'era in servizio una collega, Giada Veni, di 31 anni, udinese, anche lei specializzanda. Erano le 18 quando le due dottoresse si sono trovate di fronte ad un cittadino pakistano e a quello che si è definito un interprete. Il primo presentava una vistosa fasciatura ad una gamba che nascondeva lesioni da ulcera. Di fronte a quelle ferite i due medici hanno consigliato al paziente di rivolgersi al pronto soccorso, dal momento che loro non avevano gli strumenti necessari per intervenire. È a quel punto che il clima è iniziato a surriscaldarsi, col mediatore che si è rivolto in maniera minacciosa nei confronti di Adelaide Andriani. Pretendeva a tutti i costi che il suo accompagnato venisse subito medicato. Le due dottoresse, che nel frattempo avevano già allertato i carabinieri, hanno invitato il pakistano e l'interprete ad uscire. L'aggressione nei confronti di Andriani si è consumata all'esterno della sede della Guardia Medica, con l'interprete che, dopo aver ripetutamente offeso la dottoressa, le ha messo le mani al collo. La prontezza di intervento della collega ha evitato il peggio. Dopo 40 minuti dalla prima telefonata, secondo quanto riferito da Aveni, sono arrivati i carabinieri che hanno identificato l'aggressore, nei confronti del quale è stata sporta denuncia. Il medico aggredito è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Dopo 70 anni dall'ultimo tram, un mezzo pubblico elettrico del servizio pubblico urbano torna operativo lungo le strade di Udine. Il battesimo dei nuovi autobus e della circolare del centro è avvenuto questa mattina. Non è scena di tutti i giorni vedere un primo cittadino appoggiarsi ad una maniglia a bordo di un bus con tanto di fascia tricolore. L'occasione di quelle speciali, il sindaco Fontanini ha infatti voluto inaugurare la prima corsa della circolare di Udine. La nuova linea 14 utilizza esclusivamente autobus elettrici e lungo i suoi 7 km costeggia il perimetro del centro storico, attraversandolo in 4 tratti, ovvero in via Manin, via Gemona, via Vittorio Veneto e via Aquileia. E il primo giorno di collaudo è andato oltre le aspettative. Tutti hanno avuto la possibilità di poter capire quanti questi mezzi siano silenziosi, siano affidabili e dunque anche se pioveva comunque è stato un ottimo primo giro. Con un salto di qualità, perché io ritengo che l'alimentazione elettrica sia il futuro non solo dei mezzi pubblici ma penso anche di tutti i veicoli. Era da 70 anni che a Udine non si vedeva un mezzo elettrico dedicato al trasporto pubblico urbano. Nel 1952, almeno stando agli annali, fu infatti dismesso l'ultimo tram elettrico in servizio nel capoluogo friulano. Credo che dopo 70 anni riprendere quel servizio è una nota storica, culturale, di sensibilità e soprattutto di entusiasmo. Vuol dire che Udine è rinata. Il caro benzina si fa sentire nelle tasche dei friulani e con i prezzi che variano da distributore a distributore caccia quello più economico. In un momento in cui i rincari si fanno sentire, le differenze di prezzo non passano inosservate anche per fare il pieno di benzina. Le cifre al litro dipendono dalla singola compagnia petrolifera e non dal gestore del distributore, ed ora anche chi è in possesso della tessera regionale è alla ricerca del distributore più conveniente. Ce ne sono alcuni che hanno un incremento di prezzo anche di 10 centesimi rispetto a questo qui, dove insomma è un po' più economico rispetto agli altri. 10 centesimi sono veramente tanti di differenza. Vedo che lei ha la tessera della benzina, ma comunque va a caccia del distributore più economico? Ma vado a caccia, ce l'ho vicino a casa per fortuna e quindi vengo qui che uniamo le due cose, no? La tessera regionale si risparmia quei 20 centesimi, se no. Però lei va a cercare il distributore dove costa meno oppure passa di... Questo tragitto sì. Io vado da Simis a Udine, quindi se lo trovo bene, se no no. Fai dove trovi.
dal 2013, quando c'è stata la liberalizzazione del mercato. Il prezzo può essere gestito dalla società punto vendita per punto vendita, quindi in base alla zona, in base ai prezzi, in base ai volumi, in base alla quantità di distributori che ci sono, la società può applicare la scontistica sul fai da te, perché il prezzo sul servito è praticamente quasi uguale per tutti, quasi a livello nazionale, varia di pochissimi centesimi da compagnia a compagnia. Mentre per quanto riguarda il fai da te si applica una scontistica che può variare da pochi centesimi a anche più di 20 e quello viene gestito appunto dalla società. Caro carburanti, in Friuli Venezia Giulia non è stato ancora aperto alcun fascicolo su eventuali speculazioni sui prezzi alla pompa. A dirlo sono le procure di Udine, Trieste e Pordenone che, interpellate da Telefriuli, hanno riferito di non aver ricevuto al momento alcun esposto o segnalazione. Per ora non ci stiamo muovendo, ha spiegato il procuratore di Udine Massimo Lia. Valuteremo se e come effettuare accertamenti quando riceveremo esposti in merito. Anche sul fronte della Guardia di Finanza non sono in corso indagini, ma i comandi provinciali potrebbero essere messi in moto nei prossimi giorni. Per la cronaca, una persona è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara Trieste, ferita in un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 lungo il raccordo autostradale 13 a Opicina, all'uscita di Prosecco. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati 4 mezzi, tra cui un'autovettura che si è ribaltata. Nuova riorganizzazione per la Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons. Il nuovo assetto è stato presentato oggi dalle amministrazioni comunali e dal comandante Maurizio Zorzetto. Comandante Zorzetto, per quanto riguarda la riorganizzazione della Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons, ci sono delle novità, avete deciso di fare dei cambiamenti, quali saranno? Allora, interverremo a livello strutturale, organizzativo e gestionale. A livello strutturale c'è tutto un piano di efficientamento delle risorse strumentali, a partire anche dalla dislocazione del comando che ci sta già impegnando nelle fasi di progettazione della nuova caserma, ed infine a livello organizzativo una nuova strutturazione che è rivoluzionaria rispetto all'impianto fino ad oggi avuto, che si articola su 3 reparti: il reparto territoriale, il reparto mobile e il reparto operativo. Avete avuto più uomini nell'ultimo periodo, quindi anche più controlli, maggiori pattuglie, più turni. Sì, stiamo iniziando ora perché i 17 uomini che hanno preso servizio al mese di novembre hanno completato solamente con la fine dell'anno il percorso di formazione. Sicuramente sono aumentati, e penso che la cittadinanza se ne sia anche resa conto, sono aumentate le pattuglie che erano presenti, sia automontate sia motomontate e appiedate, proprio per incidere su quella percezione di sicurezza che discende dal vedere l'operatore in divisa in mezzo alla gente. Siamo alla politica. Ieri si è tenuto il primo confronto in vista delle elezioni regionali tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A riferirlo sono stati il segretario regionale del PD Renzo Oliva e il coordinatore regionale dei Pentastellati Luca Sut. Non sono emersi motivi ostativi a proseguire il confronto, hanno commentato i due, annunciando così la volontà di proseguire il dialogo. Entrambe le forze politiche, si conclude la nota, si renderanno parte attiva per allargare il dialogo alle altre forze civiche e progressiste. È preso atto che il terzo polo non risulta interlocutore. Finisce quindi l'ipotesi di una opposizione unita alla ricandidatura per il centrodestra di Massimiliano Fedriga. E si è insediato questa mattina Pietro Signoriello, nuovo prefetto di Trieste e commissario di governo per il Friuli Venezia Giulia, subentrato ad Annunziato Vardè. In questo momento Signoriello sta incontrando la stampa dopo aver deposto una corona al monumento ai caduti sul Colle di San Giusto. Il nuovo prefetto, in una lettura pubblica, ha indicato gli obiettivi da perseguire durante il suo mandato, ponendo l'accento sulla legalità e sulla necessità di fare rete con tutte le istituzioni locali e regionali. Attenzione anche al mondo della scuola, il cui ruolo continuerà ad essere centrale nello sviluppo dei già avviati percorsi di educazione civica.
Sono entrati forzando una finestra e una volta all'interno dell'abitazione hanno fatto man bassa di orologi, tra cui Rolex, gioielli, borse e capi di abbigliamento firmati per un valore complessivo di 80.000 euro. Il furto, avvenuto tra il 19 dicembre e l'8 gennaio, è stato portato a termine a Tricesimo, in via Tiepolo, nella casa dell'ex calciatore Antonio Floro Flores, che cresciuto nelle file del Napoli ha giocato nel ruolo di attaccante e per alcune stagioni anche nell'Udinese. Floro Flores, rientrato ieri sera dalle vacanze di Natale, ha trovato la casa sottosopra e ha denunciato tutto ai carabinieri. E siamo allo sport. Il Bologna, prossimo avversario dell'Udinese, deve ancora scendere in campo per il 17° turno di campionato e la squadra di Sottile inizia a preparare la sfida di domenica. Obiettivo: avere nuovamente a disposizione De Lofeu. Udinese da oggi con la testa tutta al Bologna, in campo questa sera nel posticipo contro l'Atalanta. La squadra di Sottile si ritroverà nel pomeriggio per iniziare a preparare la sfida contro i Felsinei in programma domenica al Friuli. Contro la squadra di Motta diventa già imperativo vincere dopo il pareggio casalingo in rimonta contro l'Empoli e il KO di Torino. Obiettivo primario di Sottile e dello staff è quello di riuscire a recuperare per domenica Gérard Deulofeu, colui che si è dimostrato essere davvero il grande assente. Il catalano si è sempre allenato a parte finora e non è stato nemmeno convocato per i 2 precedenti incontri. Prima tornerà ad allenarsi in gruppo, maggiori sono le possibilità di averlo anche part-time domenica. Al momento mancano solamente lui e Masina, gli altri componenti della rosa sono tutti a disposizione. Occhio invece alla situazione disciplinare. Dopo Udoge e Pereira entrerà nella lista dei diffidati anche Jaca Biol. Con Nuiting appena ceduto alla Samp, le alternative nel ruolo di centrale sono diminuite e viste le carature dei prossimi avversari, Bologna, Samp e Verona, sarebbe un peccato doverli affrontare in emergenza. Siamo al basket, doppia vittoria per le 2 squadre friulane di A2, l'UEB Gestecco Cividale batte in trasferta Ravenna per 65-50, mentre l'Apu, alla prima al Carnera di coach Finetti, rischia con chiusi ma vince per 73-70. 2 partite solo all'apparenza facili alla vigilia di 2 impegni complessi e decisivi per il resto della stagione. Web e Apu vincono le rispettive gare contro Ravenna e Chiusi, potendosi preparare al meglio per quelle con Pistoia, prima in classifica, e 100, terza, del prossimo fine settimana. 0 minuti giocati per Rodney Clark, uscito infortunato dopo 20 minuti nella sfida con Mantova, ma se un americano manca, l'altro risponde presente. 21 punti di Dalton Pepper, seguito da un sempre decisivo Giacomo Dell'Agnello a 18 punti e 13 rimbalzi. Un'ottima difesa porta un solo giocatore ravennate in doppia cifra e limita le possibilità di gioco dei padroni di casa. Cividale alla fine può festeggiare davanti a un centinaio di suoi tifosi che hanno seguito le Aquile in trasferta. Tanta sofferenza per l'Apu contro Chiusi, ma era una di quelle gare che i bianconeri di un mese fa o 2 avrebbero perso. Invece, per coach Finetti ci vuole anche un pizzico di fortuna per centrare la prima vittoria in casa da primo allenatore dopo l'esonero di Bonicciolli. Dove non arriva la fortuna, arrivano i 20 punti di Brisco, le giocate decisive di Ale Gentile e un finalmente ritrovato Gaspardo. Insomma, qualcosa da rodare ovviamente c'è, ma in casa Apu sembra cambiata l'aria. E decisiva per il proseguo della stagione sarà la sfida in trasferta a 100 di domenica. Calcio dilettanti con le vincitrici delle Coppa Italia d'Eccellenza e Promozione, Brian Lignano e Unione Fincantieri Monfalcone, davvero emozionanti. 120 minuti per una, rigori alla fine dei supplementari per l'altra. È stato un weekend di 1000 emozioni per la Coppa Italia regionale che sabato ha segnato quella di eccellenza e domenica quella di promozione. Nella prima a trionfare è stato il Brian Lignano sul Chions dopo 90 minuti chiusi sull'1-1. Campana che torna da Variola, il traversone del cieco, colpo di testa, rete! Calcio di rigore. Il fallo di Bonilla mi sembra ai danni di Corvaglia. Brian Lignano fischia il direttore di gara, parte De Anna, il tiro rete, il pareggio del Chions. Alla fine l'ha decisa Kodromaz quando il cronometro segnava 102 minuti dal via. Che si sistema il pallone, va al traversone, colpo di testa, rete, ancora lui, Kodromaz, ancora di testa. E al fischio dell'arbitro è potuta esplodere la festa della squadra di Moras e Roma, capaci di vincere la seconda Coppa Italia consecutiva. Finale in casa e festa in casa invece per il Monfalcone, che supera solamente ai rigori la Sacilese. Nessun gol, ma tante emozioni durante i minuti regolamentari e i supplementari, e alla fine a decidere la partita sono i 2 veterani. Per la Sacilese sbaglia Dimash, per il Monfalcone segna a Campora.
Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.